dalla cima di mezzo, dalle foto che ho visto su internet, si offre un'ottima visuale sul vallone della Chianevate, che dopo vedrete, ed è uno spettacolo magnifico da vedere da lassù. C'è tantissima umidità adesso e quindi spero che magari evaporando con le prime luci si alzino queste nuvole per diffondere bene il colore e magari fare un brevissimo mare di nuvole, chi lo sa. Sono 2 ore ormai che sto camminando in mezzo alle nuvole. Oltretutto mi sono dovuto anche cambiare, mettere solo giacca e pantaloni lunghi, che prima nella forcella sotto la vetta tirava un'aria e un'umidità bruttissima. Credo che sarà una situazione epica, veramente assurda secondo me sarà. Adesso mi sto avviando per la discesa. Ho quasi scaricato le batterie di tutto l'armamentario che avevo dietro. Sinceramente, devo essere onesto, quando sono arrivato oltre Marinelli, nella forcella lì sopra, avevo quasi pensato di mollare e tornare a casa, perché mi era già successo sulla creta di Timao di trovare questo tipo di condizioni dove le nuvole cominciano da valle e arrivano su fino in vetta. Le foto invece sono curioso di vederne una in particolare, essere proprio in mezzo a quella nebbia che accarezza le vette, il raggio della torcia che si ferma proprio lì sulla nebbiolina, le stelle poi erano perfettamente visibili, il leggero avanzare dell'ora blu
e poi man mano dell'alba. Veramente per me è stata una roba allucinante appena ho visto la foto, anche perché sta qua non ha richiesto post produzione di alcun genere. Per fortuna che non ho rinunciato e sono andato. La montagna mi ha ripagato, si può dire, dai.